Le ruspe nell'incantevole scenario della Scala dei Turchi a Realmonte, a distanza di poco meno di 2 anni. Allora fu per abbattere i cosiddetti ecomostri, stavolta per demolire un immobile abusivo in contrada Scavuzzo. Si tratta di una casa costruita in ferro ed eternit che si affaccia a strapiombo sulla scogliera di Marna Bianca. Intorno alle 10 hanno preso il via le operazioni con la rimozione delle lastre. Una ditta specializzata ha iniziato a rimuovere il materiale pericoloso e soltanto dopo la bonifica tra 2 giorni la ruspa dell'impresa aggiudicataria, la Mediterranea Servizi di Racalmuto, potrà procedere alla demolizione. Al posto della residenza nascerà una piazzola panoramica con staccionate in legno e panchine in pietra. I 20.000 euro, la base d'asta della gara d'appalto è stata di 16.500 euro per cancellare la macchia di illegalità, sono stati finanziati dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, ed Intesa San Paolo nell'ambito dell'iniziativa denominata I Luoghi del Cuore. Per noi è una giornata di festa, sicuramente questa, perché noi siamo intervenuti sulla Scala dei Turchi, il luogo del cuore e primo paesaggio del cuore negli ultimi 10 anni. Siamo intervenuti già nel 2013, abbiamo costituito nei processi e poi abbiamo abbattuto l'immobile che si trova dall'altra parte della scala. Oggi essere qui, fare un lavoro per la legalità ma anche per la valorizzazione dell'ambiente ci rende felice e per questo ritengo sia un giorno di festa. Dopo alcune lungaggini burocratiche che hanno visto anche noi come amministrazione, io sono sindaco da appena 4 mesi, hanno visto anche noi come amministrazione a insistere sulla redazione del bando, su portare avanti questo progetto di demolizione. Finalmente oggi siamo arrivati a compimento e in questo luogo verrà realizzato un belvedere. L'area rimarrà dunque al comune di Realmonte. L'area rimarrà al comune di Realmonte perché la legge che riguarda l'abusivismo edilizio in Italia prevede proprio questo, che va intimato alle ditte di demolire in un termine mi pare di 90 giorni le opere. Se questi non ottemperano poi il comune si sostituisce al privato e quindi c'è la demolizione e l'acquisizione del terreno. Questo è sicuramente il primo segnale di partenza, noi puntiamo tutto, come dicevo prima, sulla valorizzazione di questi luoghi e questo deve essere un monito anche nei confronti di tutti gli altri che volessero intraprendere azioni di costruzione di edifici in assenza di autorizzazioni o concessioni edilizie o anche in difformità. Per quanto riguarda invece la storia di questo immobile? Questo immobile è stato realizzato intorno alla metà degli anni 70 abusivamente, non ha avuto i requisiti per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria e pertanto praticamente durante gli anni si è reso anche pericoloso visto l'erosione da parte del mare e vista l'ubicazione del fabbricato a strapiombo sul mare, pericoloso perché parte di questo fabbricato praticamente si trova a sbalzo sullo strapiombo, quindi il Comune di Realmonte ha emesso 2 ordinanze di demolizione, ordinanze che non sono state ottemperate e quindi per questo oggi siamo insieme col FAI a realizzare tutto ciò. Presenti stamani anche le più alte cariche civili e militari, è stato il prefetto Nicola Diomede a dare simbolicamente il via all'abbattimento dell'edificio. Siamo su percorsi di ripristino della bellezza e della legalità. Importante la presenza oggi anche di una scolaresca dei ragazzi perché chiediamo la collaborazione e dobbiamo cercare di sensibilizzarli rispetto a questi temi.